Veneto Banca il giorno dopo bolla e nel primo giorno dell'era Ambrosini. I primi segnali da chi deve sostenere la possibile rinascita della Banca di Montebelluna ci sono stati con Intesa, che già dalla prossima settimana comincerà la prevendita dei titoli e con ottimismo azzarda che il Fondo Atlante non verrà coinvolto. Brucia ancora la bocciatura della Popolare di Vicenza, con più di qualcuno che inizia a paventare un possibile fallimento, anche se il fondo creato dal governo punta a sostenere in toto le difficoltà finanziarie di Corso Palladio. Ma anche a Montebelluna la situazione è tutt'altro che rosea, come ha definito il bilancio provvisorio ieri a Marghera, dove quasi in un colpo di scena e parafrasando un vecchio detto del Veneto della DC, chi è entrato cappellano è uscito papa. Buongiorno a tutti, io uso toni più pacati anche perché sono questioni di estrema delicatezza trattandosi di mercato finanziario. Toni pacati che sono continuati anche dopo l'elezione e nel primo consiglio di amministrazione che ha designato Carlotta De Franceschi vicepresidente, l'economista consulente del premier Renzi proprio sulla riforma delle popolari. E oggi nel turmine di incontri il primo messaggio del neopresidente è per gli azionisti e i risparmiatori. Messaggio intanto di ringraziamento per la fiducia. Ieri notte abbiamo fatto il primo consiglio di amministrazione, ne abbiamo un altro sabato mattina. Naturalmente il focus è sulla prosecuzione di questo processo e sui prossimi passi. Presidente che ancora non si sbilancia sul Fondo Atlante. È una questione da esaminare con molta cura e ponderazione, la affronteremo al pari delle altre che sono sul tappeto. Chiara invece la posizione per citare in giudizio i passati consigli di amministrazione, in particolare il gruppo a guida Consoli. Io credo che vada completata l'istruttoria per non assumere decisioni affrettate o addirittura controproducenti per la banca, ma certamente nulla di ciò che deve essere fatto verrà trascurato senza alcun favoritismo